Dibattito sul rendiconto regionale, spaccatura interna alla Lega da parte degli ex assessori Zaiani. Nel partito si lavora una ricucitura politica, ma in Consiglio regionale le differenze tra esponenti della vecchia e della nuova maggioranza restano, le opposizioni all'attacco. Giornata drammatica in A4, teatro di due nuovi gravi incidenti a poche ore di distanza. Il più tragico si è verificato sul passante di Mestre, dove ha perso la vita un 46enne. Un altro scontro nel pomeriggio a Casale sul Sile, coinvolti un camion condotto da un 32enne e una Smart guidata da un 28enne di Jesolo, ora ricoverato in prognosi riservata a Treviso. Siccità in Veneto, zona rossa per il bacino del Marzenego, stop ai prelievi d'acqua per agricoltori e cittadini. Un caso di febbre dengue è stato accertato dall'ULSS 4 Veneto Orientale in un residente di Portogruaro che ha contratto l'infezione all'estero. Disinfestazione straordinaria in corso. Prevenire le truffe agli anziani, parte della campagna di sensibilizzazione promossa dalla Questura di Venezia e supermercati Ali. Negli schermi e tra le corsie il video con consigli utili a contrastare il fenomeno. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La politica in primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con la spaccatura tutta interna alla Lega che si è registrata in Consiglio regionale. Restano fortissime le tensioni, l'opposizione va all'attacco. Ne prendo atto, cioè che al di là di una piccola sottolineatura da parte del relatore, non ci sia stata da parte della Giunta e da parte dei capigruppo un riconoscimento del fatto che chi oggi è seduto in maggioranza in Consiglio regionale e al Palazzo Balbi è grazie all'amministrazione Luca Zaia. Perché? Per lei che opinione si è fatto? Perché non c'è stato? Perché c'è una volontà, ma credo che sia anche comprensibile, di creare una discontinuità. Pur con toni più pacati rispetto all'acceso intervento in aula dell'ex assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le parole dell'ex assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara confermano la frattura in atto tra gli esponenti della vecchia giunta Zaia e il nuovo corso di Alberto Stefani. Se per una parte della maggioranza siamo un problema, basta dirlo. Siccome io ho un unico paron, che è il popolo veneto, e non ho nessun altro padrone, né partiti, né associazioni, né capigruppo, né presidenti, se siamo un problema ce lo dite e io mi accomodo da un'altra parte, in 30 secondi. Davanti agli attacchi delle opposizioni durante il voto sul rendiconto generale della Regione del Veneto esercizio 2025, ultimo atto in agenda risalente all'epoca Zaia, il capogruppo della Lega, Riccardo Barbisan, non avrebbe difeso a sufficienza l'operato della vecchia giunta. No, io ho la coscienza assolutamente pulita, posso anche dirle una cosa, lo slogan della mia campagna elettorale era sulla buona strada, che era la strada tracciata nelle ultime 3 amministrazioni dal presidente Zaia. Poi le cose si sono sistemate chiarendosi privatamente tra di loro, tra chi era oggetto del contendere, diciamo, e poi anche difendendo quello che è stato fatto. Per l'opposizione queste divisioni sono una palla al piede per l'attività amministrativa della Regione. Sta influendo sull'amministrazione della Regione perché evidentemente qualcosa sta succedendo e ci impedisce di ragionare sui temi di cui avremo bisogno di ragionare per i cittadini. Questi negano che ci sono le liste d'attesa e nessuno ha parlato di una serie di problemi. Perché? Perché hanno parlato dei problemi che hanno tra loro. Ma cosa divide politicamente la nuova dalla vecchia maggioranza? Per esempio il difficile equilibrio tra risorse per lo sviluppo economico e spesa per il sociale. Per sostenere il sociale, come ha detto chi è più avveduto, attento e responsabile, bisogna che noi abbiamo le risorse e le risorse le producono le imprese. A proposito di politica, continuano a fare discutere le parole pronunciate a ring dal deputato trevigiano Gianangelo Boff, che ha auspicato i cecchini contro i manifestanti Notava, autori delle violenze in Val di Susa. Prende le distanze il collega di partito Stefano Valdegamberi, sempre via ring. Io poi rigetto l'uso ovviamente dei cecchini, credo sia stata la battuta
sia stata una battuta, però rigetto altrettanto il fatto che qualcuno faccia manifestazioni in quel modo lì. Quelli vanno non fermati in 3, vanno fermati tutti, messi in galera e devono pagare i costi e anche delle opere pubbliche in Italia, che è ora di finirla, che un manipolo di poche persone metta a soqquadro un paese. Tenta una manovra di emergenza il consigliere regionale vanacciano Stefano Valdegamberi dopo le frasi shock pronunciate a Ringa dal collega di partito Gianangelo Boff, diventate un caso a livello nazionale, sullo sfondo gli scontri in Val di Susa. Nei paesi normali, gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti, e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È chiaro che noi dobbiamo tutelare l'incolumità, poi arrivare a mettere i cecchini è un'altra cosa, certamente non sono lì per sparargli con i cecchini. Tra dichiarazioni battute, presi di distanza, Futuro Nazionale però cresce. Delle scorse ore l'approdo dell'ex senatore Giampaolo Vallardi, che sulle spalle ha 28 anni in Lega, 2 quelli più recenti in Forza Italia. Vallardi entra direttamente dalla porta d'ingresso nella costituente del partito come responsabile per l'agricoltura e l'ambiente. Già sindaco per 2 decenni, prima di Gorgo al Monticano e poi di Chiarano, nonché amministratore delegato dell'azienda pubblico-privata Savno, Vallardi dice di aver girato pagina rispetto al passato e parla di una piena sintonia con il generale e il suo progetto politico. Veniamo alla cronaca e all'ennesima giornata tragica lungo la 4. Ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un tir fermo in una piazzola di sosta. È morto così, liberato di vivo, 46 anni, campano di origine, padovano di adozione. L'incidente è avvenuto sul passante di Mestre intorno alle 2:30 del mattino lungo l'autostrada 4 in direzione Milano, poco prima dell'uscita di Spinea. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura oltrepassando il limite della careggiata e invadendo così la piazzola dove era parcheggiato il mezzo pesante. L'auto si è incastrata sotto il tir e l'impatto è stato devastante. Per il 46enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, gli ausiliari di concessioni autostradali venete e gli agenti della Polizia Stradale di Venezia. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori un malore o un colpo di sonno che potrebbero aver causato la perdita di controllo del veicolo. Liberato, conosciuto da tutti come Libero, nome che ormai aveva sostituito quello di nascita, viveva da anni a Piazzola sul Brenta insieme alla compagna che ne piange la scomparsa. Non l'unico incidente in A4. Intorno alle 7 del mattino, nel tratto tra San Stino di Livenza e Cessalto, in direzione Venezia, un'auto articolato ha tamponato una bisarca al chilometro 436. Il conducente del mezzo pesante è rimasto gravemente ferito, ma è sempre rimasto cosciente. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasferito in ospedale in elisoccorso. Sul posto intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico. Nonostante il sinistro, l'autostrada è rimasta aperta col traffico fatto defluire sulla corsia di sorpasso e rallentamenti dovuti all'intenso flusso di veicoli. Intorno alle 9:50 l'incrocio tra Viale Venezia e Via Baracca a Portogruaro, una moto e un'autovettura si sono scontrate per cause che sono ancora in corso di accertamento, coinvolti una Volkswagen Tiguan condotta da un settantenne residente a Concordia Sagittaria e una Yamaha guidata da una giovane di 22 anni di Fiume Veneto. Ad avere la peggio è stata la motociclista che in seguito all'impatto è stata sbalzata dalla sella riportando diverse ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, fortunatamente la ragazza è sempre rimasta cosciente. 28enne di Jesolo è in gravi condizioni dopo l'incidente che si è registrato nel pomeriggio a Casale sul Sile. Grave incidente nel pomeriggio a Lughignano di Casale sul Sile. Erano circa le 15:30 quando lungo via Nuova Trevigiana, all'incrocio con via Torre, una Smart è stata violentemente tamponata da un camion. L'impatto è stato così violento da schiaraventare l'auto fuori dalla carreggiata, con il conducente, un 28enne di Jesolo, rimasto incastrato tra le lamiere ed ora ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all'ospedale Cafoncello. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso, mentre il personale del SUEM 118 con automedica e ambulanza ha prestato le prime cure sul posto. Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casale sul Sile che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello schianto e accertando le eventuali responsabilità.
L'unica cosa visibile, anche ad occhio nudo, è la striscia della tentata frenata da parte del camionista, un 32enne rumeno di Meolo rimasto illeso. Una decina di metri che però non sono bastati ad evitare l'impatto. Proprio davanti al luogo dell'incidente c'è comunque una videocamera di sorveglianza che certamente aiuterà a fare luce sulle responsabilità. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con lunghe code in entrambe le direzioni lungo via Nuova Trevigiana. Borseggiatori che si vantano sui social network del bottino dei furti, una notizia che ha provocato indignazione, ma Monica Poli l'aveva denunciato da tempo. Se una volta compiere furti era un'attività da condurre di nascosto, le nuove frontiere del borseggio a Venezia l'hanno invece trasformata in motivo di vanto sui social network. Su TikTok, ad esempio, l'alleggerimento di borse e tasche dei turisti presi di mira dai cosiddetti pickpocket è testimoniata da video postati dagli stessi autori dei furti, tanto da essere attenzionati anche dalle forze dell'ordine. Ma l'indignazione generata da un atteggiamento così spudorato non stupisce Monica Poli, che l'ostentazione sui social del benessere prodotto dai furti l'aveva denunciata da tempo. A stupire piuttosto è un'altra cosa. A me sono stati chiusi i canali, mi è stato chiuso il canale TikTok perché mostravo i criminali e questi criminali invece hanno i canali liberi dove nei stessi canali fanno anche le conferenze tra loro in lingue incomprensibili e nessuno fa nulla. Chi di competenza, chi dovrebbe, ma non solo a livello italiano, a livello europeo. Un caso di febbre dengue è stato accertato dall'ULSS 4 Veneto Orientale in una residente a Portogruaro che ha contratto l'infezione all'estero. La persona interessata è stata posta in isolamento domiciliare fiduciario, la cui scadenza è fissata nelle prossime ore, a 7 giorni dalla comparsa dei sintomi. Per prevenire un'eventuale trasmissione del virus è stato predisposto un intervento straordinario di disinfestazione in un tratto di 200 metri dalla residenza del caso, che si svolgerà tra la giornata di domani e sabato, così dunque a Portogruaro. Parliamo adesso della siccità in Veneto, nel veneziano in particolare. Scatta la zona rossa per il bacino del Marzenego. Si tratta del primo bacino che a causa della siccità entra nella zona rossa. In assenza di piogge la situazione potrebbe peggiorare, ha fatto sapere il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, obbligando ad un'estensione della zona rossa in altre aree. Dunque stop ai prelievi di acqua per gli agricoltori e per i cittadini nel bacino del Marzenego, che va da Resana fino alla Laguna di Venezia passando per Noale. Questo per consentire il mantenimento della vita acquatica nei corsi d'acqua principali. Consigliamo quindi agli agricoltori e ai cittadini, affermano i tecnici del consorzio, di monitorare il nostro sito web e l'app per essere aggiornati su eventuali ulteriori modifiche. La crisi idrica in cui si trova oggi il territorio consortile è preoccupante e ormai, secondo il Consorzio Acque Risorgive, si palesa lo spettro dell'estate 2022, la peggiore di sempre per l'acqua in Veneto, con l'unica nota positiva. Quella volta la crisi si verificò già a metà giugno, quando le colture avevano maggiore bisogno di acqua. Questa volta, essendo a fine luglio, ci si augura che i danni alle colture già cresciute siano minori. Intanto l'appello è quello di risparmiare acqua, una situazione difficile che si nota a Castelfranco Veneto, dove il fossato che circonda le mura medievali ha meno acqua a causa della diminuzione progressiva della portata del torrente Avenale che alimenta il Marzenego. Criticità anche verso Resana, situazione che rischia di diventare ancora più grave se dovesse perdurare questa condizione climatica. Parliamo di truffe agli anziani via la campagna di sensibilizzazione della Questura di Venezia nei supermercati Alia. Venezia, 40 truffe telefoniche in 6 mesi. Anziani, soprattutto quelli nella fascia d'età sopra gli 80 anni, l'orario prediletto per il colpo, la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Sono i target e le modalità dei truffatori, la dinamica quasi sempre la stessa: un figlio o un nipote in ospedale e l'urgenza di avere del denaro contante per coprire la spesa dell'operazione salvavita. Partita la campagna di sensibilizzazione e prevenzione alle truffe agli anziani promossa dalla Questura di Venezia e Alì. Nei supermercati, cartelloni e LED wall in cui sarà possibile vedere il video prodotto dalla polizia, uno strumento semplice e immediato che attraverso esempi concreti e consigli pratici aiuta a riconoscere i più frequenti tentativi di truffa e indica i comportamenti corretti da adottare in caso di situazioni sospette.
Pronto? Buongiorno, sono la dottoressa Grandi, chiamo dal pronto soccorso. Lei è il signor Mario Rossi, padre di Luigi? Sì, sono io. Mi dica, cos'è successo? Suo figlio è qui in ospedale, ha avuto un incidente col barchino. Sì, ha un barchino bianco e blu. Mi dedico sempre di andare piano. Mi dica, ma come sta? Non è cosciente, dobbiamo operarlo urgentemente. Però l'operazione a pagamento, serve subito un acconto di 3.000 euro. Si tratta di un reato che non è contrastabile esclusivamente con i metodi tradizionali, cioè quello delle pattuglie sul territorio e anche delle investigazioni che pure facciamo e ci stanno dando buoni risultati, ma bisogna che le persone siano effettivamente informate in modo anche martellante. Noi dobbiamo fare in modo che le persone siano allertate, loro, appunto gli anziani, le potenziali vittime e i loro familiari. 40 le truffe nel territorio di Venezia dall'inizio dell'anno, 20 messe a segno, le altre fallite o sventate. Sono ancora alti, io dico con rammarico che mentre appunto praticamente tutti gli altri reati sono in costante calo, quello delle truffe stenta. Negli ultimi mesi devo dire che qualche risultato positivo si sta registrando. Un decremento di circa il 10% negli ultimi mesi. Con l'avvio della campagna all'interno dei supermercati si punta ad incrementare la percentuale e arrivare in modo più capillare alle persone. Uno dei nostri obiettivi è quello di migliorare il territorio in cui operiamo. Questa è un'iniziativa importantissima per migliorare la sicurezza del territorio in cui operiamo, quindi per noi siamo veramente felici di poter contribuire e fare la nostra parte per aiutare le persone più fragili. La cronaca ci porta in Laguna, dove ieri notte i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 23 per un incendio scoppiato nel camino di una pizzeria nella Sestiere di San Marco. I vigili del fuoco, arrivati con 2 autopompe lagunari dalla sede di Dorsoduro, hanno raggiunto la copertura dell'edificio attraverso una baina. Utilizzando manichette e idranti hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e al raffreddamento della canna fumaria, evitando la propagazione dell'incendio. Durante le operazioni di soccorso sono stati evacuati a scopo precauzionale la pizzeria e anche il vicino albergo. Il Tribunale Civile di Venezia ha condannato la società agricola che gestiva una malga sul Monte Verena a risarcire con 114.000 euro un escursionista veneziano rimasto gravemente ferito dopo essere stato caricato da una mucca. Una passeggiata sull'altopiano dei 7 comuni si è trasformata in un incubo perché era stato incornato da una mucca. Il Tribunale Civile di Venezia ha riconosciuto un risarcimento di 114.000 euro a un escursionista di Favaro Veneto, oggi 70enne, travolto da una mucca durante un'escursione sul Monte Verena. L'incidente risale al giugno di 6 anni fa. L'uomo, insieme ad altri amici, percorreva il Sentiero della Pace CAI 621 quando il gruppo si è trovato davanti a una mandria. Dopo aver chiesto al malgaro se fosse possibile proseguire, gli escursionisti hanno ricevuto il via libera, ma poco dopo una mucca si è staccata dal branco, caricando alle spalle il 70enne e scaraventando a terra. L'animale lo ha poi colpito una seconda volta, mentre altre mucche lo avevano circondato. Solo il coraggio degli amici, che hanno allontanato gli animali battendo le racchette da trekking e urlando, ha evitato conseguenze ancora più gravi. Il consulente del tribunale ha accertato un'invalidità permanente per l'escursionista del 22%. La giudice Francesca Grassi ha condannato la società agricola che gestiva l'alpeggio a risarcire i danni subiti dall'escursionista, quantificati in 114.000 euro. A San Donà di Piave il centro di medicina ha ricordato il dottor Giovanni Marafon con una targa commemorativa a 2 anni dalla sua scomparsa. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Alberto Teso, i familiari, i colleghi e numerosi cittadini. Commosso il ricordo dell'Ordine dei Medici di Venezia, che ha sottolineato la straordinaria umanità e il valore professionale. Emozionanti anche le testimonianze del figlio Alberto Marafone e di Vincenzo Papes, che hanno ricordato il medico, il padre e il collega. Ginecologo, sessuologo e medico di famiglia, Marafone ha lasciato un segno profondo nella comunità sandonatese. La targa resterà come simbolo della sua dedizione ai pazienti e dell'eredità umana e professionale che continua a ispirare.
10 anni di attività, 1000 pazienti seguiti e un modello organizzativo che punta sulla collaborazione tra specialisti. È il bilancio dell'ambulatorio di cardio-oncologia dell'ospedale di Chioggia, attivato nel 2016 per monitorare la salute cardiovascolare dei pazienti oncologici durante il percorso di cura. Un servizio che permette di prevenire o individuare precocemente eventuali complicanze cardiache legate alle terapie. Il primario di cardiologia Roberto Valle ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, con un plauso all'equipe che ogni giorno lavora a fianco dei pazienti. Per il direttore generale dell'ULSS 3 Serenissima, Massimo Zuin, l'esperienza maturata a Chioggia rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra cardiologia e oncologia, capace di offrire ai pazienti un'assistenza sempre più tempestiva, efficace e vicina al territorio. Questa l'ultima notizia da Venezia, è tutto, grazie per l'attenzione, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.